Eccoci a scoprire ciò che è rimasto, o meglio, ciò che è rinato dalle ceneri del Meggius, la società che militò per un paio di stagioni in Serie A1. Ora è impegnata soltanto nel giovanile, con buoni risultati. La Serie A è stata dolorosamente abbandonata per motivi di incompatibilità finanziaria, perché era troppo onerosa. Però lo sponsor, praticamente il mecenate del Meggius, che è il signor Borgo, ha deciso di continuare insistendo nell'attività giovanile, che era quella che gli aveva dato le maggiori soddisfazioni. Il progetto giovanile è ripartito 2 anni fa con un nuovo allenatore, Carlo Chieco. Sono stato contattato un paio d'anni fa dall'attuale direttore sportivo, da avversari prima di tutto. Ci siamo confrontati, abbiamo visto che le nostre idee erano uguali, cioè l'idea di lavorare con ragazze giovani, farle crescere nel tempo, con pazienza e con una certa coerenza e con un programma tecnico che permetta alla ragazza di crescere a lungo termine. La prima squadra, cioè l'Under 18, prende parte al campionato di Serie C, con l'obiettivo della permanenza in categoria. Questo campionato è sicuramente la salvezza. Negli altri, nel giovanile è più possibile cercare di andare avanti, oltre l'obiettivo dell'anno scorso, che ci siamo fermati alle finali regionali, dove siamo arrivati secondi dopo il Vicenza. In effetti la Serie C serve per maturare esperienza e questa squadra punta ad un grande risultato a livello giovanile. L'obiettivo è arrivare in finale regionale per magari poi andare avanti. E adesso ci tocca l'8 marzo, incontreremo a Verona il Valpolicella e Rovigo e l'obiettivo è qualificarsi, insomma. Il Meggius ha imbastito una collaborazione con il Pandeste Micromeccanica, una squadra che prende parte al campionato di Serie B1. La collaborazione con Micromeccanica è nata proprio per avere immediatamente in casa un obiettivo a cui puntare di carattere nazionale. Non solo, perché dalla Micromeccanica ci sono arrivate alcune atlete molto promettenti, di cui alcune sono anche qui stasera, e quindi c'è un doppio scambio. Un esempio di collaborazione è Alice Di Sarò, che ha già svolto parecchi allenamenti in B1. Sicuramente mi ha aiutato molto l'appoggio di ragazze con esperienza superiore che bravissime, insomma, mi hanno aiutato e tutto, e sono riuscite comunque a darmi la loro esperienza e ne ho preso, spero di averne preso qualcosa, insomma. Il Meggius seleziona molte fra le migliori atlete della provincia di Padova per allenarle assieme. Noi abbiamo 2 gruppi di allenamento, questo chiamiamolo il primo gruppo, quello che poi partecipa al campionato di Serie C, l'età media è 16 anni e mezzo grosso modo. A questo gruppo ne segue un secondo che fa il campionato di prima divisione a livello giovanile, e poi le stesse ragazze fanno anche il campionato Under 18 e Under 16. La selezione operata è forse anomala rispetto al modo standard di lavorare con il vivaio delle altre società. È il direttore sportivo a chiarirci la politica giovanile in casa Meggius. Naturalmente noi non siamo una squadra di campanile e possiamo non essere condivisi come metodologia dalle società che puntano al campanile. Però se guardiamo gli interessi più ampi della provincia di Padova o del Veneto, penso che la metodologia nostra, che è anche quella di altre 2 o 3 società nel Veneto, le più famose, debba essere l'unica se si vuole arrivare a motivare maggiormente le atlete che possono arrivare in alto, ed è quello che facciamo noi, almeno ci proviamo. Oh,